Stress da caldo nella vacca da latte, tecnologie per una zootecnia resiliente. Questo è il titolo del convegno che si svolge oggi a Bressanvido alla fattoria dei fratelli Pagiusco, e noi andiamo a sentire subito i relatori che sono intervenuti a questo convegno. Oggi abbiamo fatto il nostro compito, la nostra associazione tecnica. Oggi abbiamo portato a ragionare, a riflettere sui dati sulla genomica, che può migliorare lo stress termico dei nostri animali, l'alimentazione che può migliorare lo stress, e anche sulle strutture, quindi tutte dinamiche che vanno incontro a far sì che la vacca stia bene nelle nostre stalle e quindi possa produrre un prodotto migliore, un latte migliore che poi arriva sulle nostre tavole anche sotto forma di derivati come formaggi e quant'altro. Bressanvido si conferma punto di riferimento per le tematiche scientifico-culturali nell'ambito provinciale a Vicenza, con il Festival dell'Agricoltura che quest'anno raggiunge la 10ª edizione. 10ª edizione molto ricca di eventi all'interno del suo palinsesto, il cui tema quest'anno, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico, è nutrire e assaporare il presente ed il futuro. Oggi ci troviamo nella splendida cornice di Villa Pagiusco, dove ARAV, l'Associazione Regionale degli Allevatori del Veneto, elabora il proprio tema, il proprio convegno di carattere particolarmente tecnico e molto partecipato, incentrato in particolar modo sul tema del benessere animale legato, chiamiamolo, al cambiamento climatico. In questi giorni noi sentiamo parlare dai notiziari di alluvioni, aree che vanno sott'acqua, ma non dobbiamo dimenticarci quello che è accaduto nel 2022 e quello che è accaduto fino a pochi giorni fa e che sta accadendo in Sicilia, ovvero sia la mancanza di acqua. Il cambiamento climatico si sta manifestando con un'accelerazione di processi. Un anno siamo sott'acqua, l'anno dopo siamo in condizioni di siccità. Sulla base di analisi che ho fatto con il mio gruppo di ricerca abbiamo calcolato quelle aree, proprio la percentuale di quelle aree a pascolo che sono andate sotto stress idrico e che hanno sofferto la siccità nel 2022, e i nostri dati ci dicono che il 38% di pascoli veneto nel 2022 sono andati sotto stress, specialmente la Lessinia e parte dell'altipiano di Asiago. Abbiamo parlato del progetto Culcao, un progetto finanziato dalla Regione Veneto ad ARAV, un progetto che vede la collaborazione dell'Università di Studi di Padova, in particolare il Dipartimento d'AFNAE, e in questo progetto abbiamo raccolto più di 1700 campioni di urine, quindi di matrici biologiche di vacche da latte, con l'obiettivo di individuare dei marcatori che possono essere associati e quindi utilizzati per il miglioramento genetico della bovina nei confronti dello stress da caldo. Quindi abbiamo raccolto questi campioni di urine, li abbiamo analizzati per individuare dei marcatori fondamentalmente proteici, dopodiché questi nuovi fenotipi sono stati utilizzati per studiare degli indicatori di resilienza della vacca da latte allo stress da caldo. Lo stress da caldo ha impatti negativi sul comportamento degli animali, si riduce l'ingestione di sostanza secca, cambiano anche le modalità con cui l'animale assume l'alimento nelle ore del giorno, e anche la modalità con cui gli alimenti vengono preferiti. Il caldo influenza anche la qualità della base foraggera, che è la base naturalmente dell'alimentazione dei ruminanti, nel senso che quando le temperature raggiungono livelli superiori ai 16-17 gradi durante il periodo notturno, la pianta tende a peggiorare la propria qualità, e in particolare la qualità che peggiora di più è la digeribilità della fibra, per cui il ruminante assume meno cibo se noi offriamo questi tipi di alimenti durante il periodo caldo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di selezionare gli alimenti
prodotti nell'arco dell'anno che abbiano le migliori caratteristiche e conservarne per offrirne agli animali durante il periodo estivo. Si può lavorare moltissimo sulle stalle esistenti, soprattutto relativamente alle risorse riferite alla distribuzione dell'acqua e alle modalità di distribuzione dell'alimento, quindi rendere più agevole l'accesso delle bovine appunto agli abbeveratoi e alla mangiatoia. Questo è un punto molto importante, e poi anche avere cura del comportamento di questi animali in modo da assecondare la distribuzione degli alimenti e dell'acqua nelle fasi in cui loro effettivamente lo richiedono. Bressan Video ormai è un appuntamento in cui molto concreto, perché è l'occasione per una presentazione di lavori che vengono fatti grazie all'ARAV, grazie alle collaborazioni attivate con il mondo della ricerca, con l'Università del Territorio, con la Regione che accompagna e sostiene progetti importanti. Progetti applicativi, perché ogni volta veniamo qua e parliamo di strumenti a disposizione anche degli allevatori per affrontare delle criticità, dei temi o dei problemi. Quest'anno lo stress da caldo, che è un elemento fondamentale legato al cambiamento climatico, che sulle stalle ha dei grossi riflessi, a volte non così evidentemente percepiti, ma molto importanti sulla produzione, sulla qualità della produzione, sullo stress e sulla qualità degli animali, sulla fertilità degli animali, quindi ha un impatto veramente significativo e a volte non sempre così palpabile e evidente. Istituzioni, università e operatori è quello che consente a tutto il territorio di sentirsi non solo coinvolto, ma poi di vedere anche i risultati, che sono la sicurezza alimentare, l'approvvigionamento e la qualità, soprattutto la qualità.